A sostegno della campagna globale Unpolio Now, il Rotary Club di Agrigento organizza per domani alle ore 19 un'asta di beneficenza nell'ex chiesa di Santa Sofia presso la sede del comune di Agrigento e del Teatro Pirandello. Nel corso della serata verranno battute all'asta 25 opere fotografiche tratte dalla prestigiosa mostra Viva curata da Benedetta Donato, progetto artistico che celebra la cultura e l'arte attraverso il tema Orizzonti sensibili sull'universo femminile, realizzato in occasione dell'anno di Agrigento Capitale della Cultura. I 25 rinomati fotografi hanno donato le loro opere artistiche, ciascuna dal valore effettivo stimato tra 1.000 e 4.500 euro per la nobile causa dell'eradicazione della poliomelite nel mondo. Per incentivare la partecipazione, l'offerta base per ogni opera d'arte è stata fissata in 300 euro, ben al di sotto del valore reale. Sarà dunque un'opportunità unica per amanti dell'arte e collezionisti per acquisire opere di grande pregio e contribuire così al contempo ad una causa di fondamentale importanza. Il ricavato dell'asta sarà interamente devoluto alla Rotary Foundation, che da oltre 25 anni è in prima linea nella lotta contro la poliomelite. Tra i promotori dell'iniziativa il presidente del Rotary Club di Agrigento, Alfonso Lozzito, con il direttivo, i soci e il consigliere delegato Fujifilm Healthcare Italia, Davide Campari.